L'Italia nelle mani dei nostri parlamentari perché dalla prossima settimana, ormai lo sapete tutti, ci saranno le elezioni del Capo dello Stato e appunto questa è una puntata dedicata al nostro tipo di consultazioni, le facciamo così con screenshot, andiamo a sentire qualche parlamentare, a cominciare oggi con Deborah Serracchiani, capogruppo alla Camera del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi, ben ritrovati. Grazie a lei per aver accettato l'invito. Allora, se il centrodestra dice di avere il piano A, che sarebbe Berlusconi, in questo momento c'è anche un vertice, e dall'altra parte dice di avere anche un piano B, che non fa rima proprio con Berlusconi, almeno da quello che dice Salvini. Voi ce l'avete sia il piano A sia il piano B? Beh, intanto partiamo dai numeri perché mi sembra fondamentale. In realtà in questo Parlamento, ma in generale per quanto riguarda i grandi elettori, c'è addirittura una divisione a metà, insomma, nessuno è in grado da solo, e non accadeva da un po' di tempo, nessuno è in grado da solo di eleggere il presidente di una parte o dell'altra. In più abbiamo un numeroso, molto numeroso gruppo misto di oltre 100 persone che ovviamente ha dinamiche anche molto diverse. Alcuni si sono costituiti in componenti e possiamo più o meno sapere chi possono propendere a chi possono in qualche modo indirizzare il voto, per altri è molto più difficile. Però il fatto da cui partire è che nessuno, né il centrodestra né il centrosinistra, è in grado da solo di eleggere un proprio presidente di parte. Sì, questo sicuramente è un dato di fatto, tant'è che appunto quel popolo che sta a metà, quei parlamentari che stanno a metà, come diceva lei, potrebbero essere determinanti. E torno sulla domanda appunto per chiedere se il nome di Berlusconi è stato fatto in precedenza affinché lo stesso Berlusconi poi possa avere il pallino per dire mi faccio da parte, ma puntate sul nome che dico io, magari condiviso anche da voi. Ma questo bisognerebbe chiederlo al centrodestra, che mi sembra in grande confusione. Hanno fatto un incontro, un vertice la scorsa settimana, sono usciti compattamente dicendo che compattamente erano sul nome di Silvio Berlusconi, per poi dargli un ultimatum e dirgli tira fuori i voti perché così come siamo sul campo non li abbiamo. E mi pare poi che lo stesso Salvini immediatamente dopo gli abbia in qualche modo tolto quel favore, per cui mi sembra un po' nel campo del centrodestra una sorta di commedia degli inganni o comunque una grande babele. Da parte nostra facciamo quello che devono fare, a mio parere, in un contesto come quello nel quale stiamo vivendo, nel pieno di una pandemia, con una crisi economica e con la possibilità di superarla con i fondi del PNRR. Oggi, ad esempio, il Consiglio dei Ministri ha varato un altro intervento importante sul cosiddetto caro bollette e credo oggettivamente che ci debbano essere tutte le condizioni perché proprio partendo da quei numeri che vi ricordavo prima ci sia una larga maggioranza intorno ad un profilo istituzionale, un profilo che in qualche modo possa tenere insieme tutti, anche un po' come abbiamo fatto con questa strana e larga maggioranza che ci ha condotto fin qui a governare il paese in un momento difficile. Ecco, quindi esclude che ci possano essere, e a questo punto, visto che lei mi ha parlato di profilo altamente istituzionale, nomi di partito o capo di partito. Questo è quello che non volete voi. Assolutamente, qui non si tratta di votare un nome di parte, il nome di Silvio Berlusconi è addirittura quello di un capopartito, insomma, la cui storia è molto lontana da quella che è la nostra storia, quindi comunque non ci troverebbe assolutamente, non solo concordi, ma non ci troverebbe assolutamente convinti che quello sia il nome di cui oggi ha bisogno il Paese. Senta, il rischio è di arrivare magari tirando troppo per le lunghe a una crisi di governo? Lei la vede vicina? Vede più vicino le elezioni subito o vede magari una continuazione fino a fine legislatura? Beh, intanto siamo stati molto chiari e anche molto netti, abbiamo detto non soltanto un profilo istituzionale alto a larga maggioranza, ma abbiamo detto anche che è il momento di fare un patto di legislatura. In questo patto di legislatura inserire la continuazione dell'azione di governo, inserire gli impegni che ci siamo presi per raggiungere gli obiettivi del PNRR, ricordo che nel 2022 sono ben 102, gli impegni che ci siamo presi per consolidare la ripresa economica e poi ovviamente anche un ragionamento sul governo ed è necessario farlo proprio perché siamo in un passaggio delicato e la Presidenza della Repubblica non può mettere a rischio l'azione di governo.
Mi pare di capire anche dalle sue parole che con Draghi c'è stato un deciso cambio di passo. Beh, insomma, credo che sia sotto gli occhi di tutti che il governo Conte abbia affrontato la pandemia all'inizio dell'emergenza e l'ha fatto approntando quelle misure necessarie, tra l'altro facendolo per primi e anche prendendo dei rischi, e poi in qualche modo abbiamo avviato un percorso che ha portato alla definizione del PNRR, ad una credibilità internazionale fortissima, anche supportata e anche in qualche modo aiutata dalla figura e dalla personalità di Mario Draghi. Abbiamo continuato a lavorare in questo senso. Abbiamo raggiunto nel 2021, nonostante la pandemia e le difficoltà, tutti gli obiettivi del PNRR. Abbiamo davvero il dovere di continuare ad andare avanti in questa direzione e non disperdere il patrimonio di consenso, ma anche di forza e di forza anche rispetto, diciamo così, al consolidamento della nostra economia che abbiamo messo in cascina in questi mesi così difficili. Risultati questi di cui bisognerà tenerne conto. Le chiedo, lei come Deborah Serracchiani, si sente più sicura avere un Draghi come Presidente della Repubblica o un capo del governo? Beh, io le dico, mi sento più sicura se non sprechiamo l'occasione e tuteliamo Mario Draghi, perché credo veramente che l'unica cosa che nessuno di noi si possa permettere è di non averlo né come Presidente della Repubblica né come Presidente del Consiglio. E siccome i rischi sono rischi che correrebbe il Paese in un modo davvero inaccettabile, dobbiamo essere molto cauti, molto responsabili e anche capire che questo patrimonio che abbiamo conquistato non dobbiamo disperderlo. Senta, le chiedo anche un tema di attualità di questi giorni, prima di passare a un altro tema di stretta attualità come è nel principio di questa trasmissione Screenshot, la cancellazione dei colori di cui si fa già gran parte, si sta parlando tantissimo in questi giorni. È una cosa fattibile? Bisognerà arrivare a una cancellazione dei colori, a rivedere queste regole sulla quarantena. Anche in Friuli Venezia Giulia c'è una persona su 20 che è isolata e possiamo dire anche una persona su 10 che è isolata in quarantena. È tanta roba, avrebbe da dire, no? Noi abbiamo fin qui accompagnato, ecco, utilizzo questo termine, la pandemia riadattando di volta in volta le misure che ci siamo dati e lo abbiamo fatto con rigore e però anche con gradualità nelle decisioni. Quello che non possiamo permetterci adesso è di non lottare allo stesso modo nei confronti della pandemia e mettere a rischio tutti i risultati che abbiamo raggiunto fin qui. Noi oggi è vero che abbiamo il tema dei colori, è vero che c'è il tema della quarantena, è anche vero però le imprese economiche, la stragrande maggioranza delle nostre imprese sono aperte perché abbiamo adottato questi criteri. Io sono dell'idea che dobbiamo continuare a seguire la scienza. Fidarci della scienza, sarà una decisione che la politica prenderà appunto sulla base dei dati, ci sarà e c'è sicuramente la necessità di riadattare, diciamo così, il sistema anche semplificandolo perché sta prendendo una fisionomia diversa alla pandemia, però ecco quello che veramente non possiamo permetterci di fare è semplificare adesso pensando che togliendo le regole siamo tutti più liberi e possiamo dirci fuori dalla pandemia. Abbiamo visto quello che è successo alla fine del primo lockdown quando eravamo convinti di essercela messa alle spalle e poi dopo invece è tornata violenta. Quindi ecco, utilizziamo ancora tutte le cautele del caso, fidiamoci della scienza, andiamoci a vaccinare, che non ci dimentichiamo è la cosa più importante e cerchiamo veramente di superare questo momento difficile anche riadattando le regole che ci siamo dati, perché no? Oggi anche c'è stato il decreto per tante novità sui pass, sul super pass dove poterli utilizzare e tutti abbiamo visto anche nel corso del nostro telegiornale, insomma, quali possono essere queste novità nei prossimi giorni. Questo non potrebbe fare in modo di creare ancora maggiore divisione a livello sociale o secondo lei questo spingerà ancora ulteriormente la gente a vaccinarsi? La stragrande maggioranza degli italiani, anche nella nostra regione, si sono vaccinati e quindi già convivono con le regole e già sanno che hanno un super Green Pass che gli consente di fare praticamente tutto o quasi. Io credo che dobbiamo insistere e convincere anche coloro che ancora oggi non si sono vaccinati, anche solo per paura, anche perché in qualche modo hanno voluto aspettare e vogliono capire meglio. Insomma, le ragioni possono essere tante e non soltanto di diciamo contrarietà ideologica appunto e basta, e dobbiamo insistere perché le persone capiscano che
il vaccino è importante non solo e non tanto per loro, è importante perché proteggono le persone che hanno intorno, insomma è un gesto di grande solidarietà e di grande generosità. E quindi io credo che queste regole siano delle regole che in qualche modo potranno ancora spingere ancora di più le persone che non l'hanno ancora fatto a vaccinarsi. Considerate che questo effettivamente sta già avvenendo e c'è un aumento delle prime dosi che insomma è significativo e ci fa ben sperare. Certo, l'effetto si fa già vedere. Le faccio l'ultima domanda, Serracchiani, oggi è un fatto di cronaca veramente che ci ha lasciato veramente rattristati, insomma, per quanto è accaduto. Un ragazzo di 18 anni che ha perso la vita, quindi uno che potrebbe essere anche nostro figlio, appunto facendo lavoro, un tirocinio, scuola lavoro a Pavia di Udine dell'istituto Bearzi. Morire così a 18 anni è incredibile. Guardi, sono davvero colpita sì, insomma, 18 anni durante un'esperienza veramente scuola-lavoro è drammatico e insomma, mi permetta di esprimere tutta la solidarietà e le condoglianze alla famiglia, ma davvero, guardi, gli incidenti sul lavoro stanno diventando ormai una piaga nazionale, non finiamo più di contarli, accadono a tutte le età e accadono purtroppo in situazioni nelle quali forse non siamo riusciti ancora a fare tutto quello di cui c'è bisogno, che è prevenzione, informazione, bisogna attutire i rischi, bisogna impedire che questi rischi ci siano. Ecco, io forse rispetto a quello che abbiamo fatto fin qui, credo che bisogna intervenire prima che gli incidenti avvengano e non andare dopo Certo. nelle aziende a controllare cosa non ha funzionato, no? Quindi credo veramente che ci sia bisogno di cambiare completamente l'approccio anche culturale che abbiamo, a partire dalla scuola, perché i ragazzi siano informati, sappiano i rischi che corrono, ci siano però anche aziende che si informino altrettanto e quindi l'informazione e la comunicazione è fondamentale, studiare anche la sicurezza sul lavoro è fondamentale. Io credo tra l'altro che questa sia una vicenda davvero triste e drammatica che mi colpisce anche per l'età del lavoratore, del ragazzo che è morto, insomma veramente terribile. Anche sul tema dei tirocini formativi e degli stage bisogna intervenire. Noi abbiamo fatto una proposta, quella di eliminarli, superarli e avere un unico contratto di ingresso al lavoro che è quello di apprendistato, che non esclude tra l'altro che ci siano esperienze di scambio scuola-lavoro. Scusi se vado sul tecnico, ma insomma è soltanto perché insomma, dobbiamo cercare veramente delle soluzioni che impediscano che questo accada ancora. Certo. Grazie mille Serracchiani per essere intervenuto alla nostra trasmissione. E buon Grazie a lavoro. voi, grazie. Arrivederci. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco con un altro protagonista della politica. Continuiamo questo nostro giro di consultazioni con i partiti, perché il tema, lo sapete, la prossima settimana si elegge il Capo dello Stato, prima votazione, ne seguiranno probabilmente molte altre, e vediamo insieme con noi, andiamo dalla Camera al Senato. Senatore di Forza Italia, Franco Dal Mas, dovrebbe essere in collegamento con noi. Buonasera. Sì, ci sono, buonasera. 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 Allora, Grazie a voi per l'invito. e grazie a lei per averlo accettato. Dal Mas, Berlusconi resta il primo nome. Subito domanda a bruciapelo. Certo, risposta immediata. Risposta immediata, come la domanda è stata immediata, perché rimane sempre il primo nome? Non ci sono alternative o perché comunque è un nome importante da cui non volete assolutamente... Allora, diciamo le cose come stanno. Diciamo che è stato chiesto a Berlusconi la disponibilità a candidarsi. Berlusconi non ha negato la disponibilità, ma non ha ancora sciolto definitivamente la riserva. Quindi attendiamo la risposta definitiva del presidente Berlusconi, che arriverà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, entro domenica, credo. Certo, Lunedì. peraltro in queste ore c'è un vertice ad L'inizio della Arcore. votazione è lunedì, L'inizio della votazione è lunedì. Esatto, quindi può essere di tutto, no? Fino a domenica può capitare di tutto. Magari, come sempre, si entra papi, si esce cardinali, o si entra cardinali, si diventa papi, no?
Ma guarda, a dire la verità, il presidente Berlusconi formalmente è stato, come dire, sollecitato a candidarsi e credo che questo sia un segno positivo dei tempi che stiamo vivendo. Ricordo che questa Repubblica, durante un furore giustizialista, decise che Berlusconi non, lo fece decadere da senatore. Oggi addirittura Berlusconi concorre alla carica di capo dello Stato. Senta, ma Salvini esce fuori dicendo, beh, comunque abbiamo il piano B, questo piano B non credo che sia Berlusconi come il suo iniziale. Può fare un po' irritare dopo neanche 24 ore che il capo di un altro partito dica una cosa del genere? Eh? Lei dal Mas come l'ha presa? Insomma, guardi, io credo che Salvini in questo momento si sia dimostrato un alleato coerente e anche molto leale nei confronti del presidente Berlusconi, perché non ha mai negato il fatto di lavorare per costruire ovviamente una unità intorno ad un obiettivo importante, per il capo dello Stato deve essere espressione più ampia di un'ampia convergenza all'interno del Parlamento. E mi fa un po' sorridere il fatto che il segretario del Partito Democratico Letta dice non può essere capo partito, non può essere Berlusconi perché Berlusconi è divisivo. Beh, tutte le persone, le personalità sono per loro natura divisive, Sì. non c'è un contrario di divisivo. E quando Anche lo approdi. stesso Draghi, scusate, è divisivo, perché l'altro Guardi, a vostro, Prodi quello che ritenete gli fecero la alleato. domanda, a Prodi gli fecero la domanda, gli chiesero scusi, ma lei non è divisiva la sua candidatura a capo dello Stato? E dice chiedetelo a mia moglie. Quindi voglio dire, un po' la fantasia produce le cose più strane, anche un po' di ironia e di autoironia non guasta in questo momento. Io credo che la persona assolutamente più, come dire, lineare nel percorso che sta seguendo sia proprio il presidente Berlusconi. Senta, e Draghi? Ma Draghi è una forza per l'Italia. Draghi, benvenuto Draghi al governo del paese. Con Draghi il sistema Italia è cambiata la gestione della pandemia, il nostro paese ha acquisito una credibilità sotto profilo internazionale. Io credo che guardi, non ci sia come dire, un contrasto, come qualcuno vorrebbe far credere, tra le posizioni di Draghi e quelle di Berlusconi. Draghi fu indicato presidente da capo della BCE proprio dal presidente Berlusconi, quindi c'è una perfetta C'è sintonia sulle sintonia. visioni Mm, dell'Europa. Sì. sì, Lo troverei un duo eccezionale alla guida del paese. è un duo eccezionale, allora Berlusconi era presidente della Repubblica e lui continuerebbe a essere capo del governo. Ma lei si sentirebbe più tutelato averlo come capo dello Stato, Draghi, oppure a capo del governo? Dal MAS proprio, si sente più sicuro ad Ma guarda, averlo? io devo essere assolutamente sincero, credo che Draghi sia una personalità sia una risorsa effettiva di questo paese, direbbe non una riserva della Repubblica, una risorsa della Repubblica. Mm. Ed è ovvio che è spendibile in tutti i luoghi, sarebbe un gioco prettamente come dire, prettamente di bassa appartenenza la mia, quella di negare il fatto che comunque Draghi può legittimamente aspirare alla carica di capo dello Stato. Sa che ha usato quasi le stesse parole parlando di risorsa come ha detto Serracchiani prima, che l'ha preceduta? Non è che già convergete Partito Democratico e Forza Italia? Beh, è auspicabile che il Partito Democratico e Forza Italia, che sono come il più ampio, ci sia un ampio schieramento nella votazione del capo dello Stato. Per me ancora in campo Berlusconi, però deve essere Berlusconi anche a volerlo. Senta, e l'altro vostro alleato? È ancora vostro alleato, Fratelli d'Italia? Anche se Sì. con Draghi sembra che non abbia questo giusto feeling. Guardi che
il centrodestra sarà unito e credo che il centrodestra, anzi credo sicuramente il centrodestra si presenterà unito alle votazioni per il capo dello Stato. Senta, ma lei vede più vicino un rimpasto di governo successivamente oppure delle elezioni? Bella domanda. Le elezioni sarebbero complicate per mille ragioni, non sto io a spiegarlo, Sì. anche perché evidentemente potrei essere anche parte in causa e quindi poco credibile di per sé per certi aspetti. In realtà le elezioni in questo momento sono metterebbero il paese in subbuglio dal punto di vista elettorale, lo distolgono dai reali problemi. Abbiamo il piano nazionale di ripresa e resilienza, i progetti da realizzare, l'Europa che ci sta guardando, 210 miliardi che dobbiamo spendere al meglio per ristrutturare questo paese, uscire dalla pandemia dalla quale non siamo usciti, stiamo in questi giorni raggiungendo il picco pandemico, così pare, però poi cosa facciamo? Ripiombiamo la prima difficoltà in una situazione analoga perché nel frattempo c'è un'altra variante, no? Credo che in questo senso, e non è per una sorta di come dire, ostilità che non esiste assolutamente nei confronti del Presidente Draghi, ma Draghi debba restare a Palazzo Chigi perché lì sta svolgendo bene il suo lavoro. Non significa, ripeto, che Draghi possa aspirare legittimamente a fare anche il capo dello Stato. Mi pare di capire da entrambe le voci, facendo un riassunto anche per i nostri telespettatori, che volete arrivare a un patto di legislatura fino alla fine. Ecco, quella che sarebbe più una salvaguardia anche nei confronti del Paese, visto che c'è di mezzo il PNRR. Giusto, Questa è Dalmazzi? una, questa è una necessità, lo si vede in questi giorni, ci sono i problemi dei rincari dell'energia, delle bollette, oltre alle difficoltà sanitarie ci sono delle difficoltà economiche sempre più forti, incipienti, che purtroppo non consentono margini di distrazione anche rispetto ad eventuali elezioni in questo momento. Peraltro la legislatura della Costituzione dura 5 anni, secondo la Costituzione dura 5 anni, quindi credo ci sia almeno il tempo per arrivare ad una definizione più compiuta dei primi progetti del PNR, ossia la condizione sine qua non per poter tenere in piedi questo paese. Se no, diversamente avremmo buttato via anche un'occasione che è stata questa di questo periodo eccezionale. Questo è stato un governo non politico ma di emergenza, si è detto, però un governo che insomma, noi abbiamo sostenuto e sosteniamo in modo convinto, soprattutto perché credo nella fase della pandemia ha dato una svolta decisiva sul piano delle vaccinazioni, ha dato una svolta decisiva uscendo dall'incertezza nella gestione di alcuni aspetti materiali della sanità, una svolta decisiva nei rapporti con l'Europa per quanto riguarda il ruolo dell'Italia anche rispetto ai cosiddetti prestiti che abbiamo ricevuto e quindi al complesso delle risorse del New Generation EU e Sì. quindi del sistema che avremo davanti rispetto al quale dovremo modernare il nostro paese. Abbiamo davanti la possibilità di una sfida vera e propria, dobbiamo saperla cogliere. L'altro giorno al Senato abbiamo avuto una discussione un'intera giornata con il ministro Cartabia sulla riforma della giustizia. È stata licenziata in un anno la riforma, la legge delega per la riforma del processo civile e del processo penale, per il codice per la crisi d'impresa. C'è stato un silenzio un po' assordante, non dico imbarazzante, dico assordante per quanto riguarda il CSM, ma purtroppo questa cosa lo si è notato già nel discorso di fine anno di Mattarella. Sì, sì. Senta, le faccio l'ultima domanda di stretta attualità perché oggi un ragazzo ha perso la vita in un incidente sul lavoro, peraltro un ragazzo di 18 anni che era l'ultimo giorno di un tirocinio scuola-lavoro. Una notizia che ci ha lasciato esterrefatti e vorrei avere un suo commento. Ma guardi, ovviamente dalla famiglia
solidarietà, un saluto sincero, affettuoso, ed è un dato purtroppo conosciuto. Ogni anno nella nostra regione ci sono, credo, più di 30 morti sul lavoro, e questi sono tanti, anche oggi nel 2022. Nonostante un sistema legislativo imponente che richiede sicurezza e controlli di ogni tipo, l'accidente può capitare, a volte anche l'incuria, a volte anche azioni che non hanno a che fare, come dire, con la pura semplice casualità o il caso. E questo dà fastidio. Io non so cosa Sì. è successo in questo caso specifico. Certo è che il problema della sicurezza del lavoro è un problema centrale di un paese civile, democratico, nel quale pensa al benessere delle proprie persone e alla sicurezza dei suoi cittadini. La ringrazio Dalmas per questo suo intervento e le auguro buona Grazie a serata. voi. Grazie a voi. Bene, noi ci vediamo prossima settimana sempre con Screenshot, solito orario 19:45. Buon fine settimana a tutti.